Cari fratelli e sorelle, mi trovo nella cappella della Santa Famiglia, la cappella che si trova nella casa di spiritualità e cultura San Martino, presso il castello del Vescovo, che da diversi giorni è deserta. Sono qui a pregare per voi, anzitutto, ma per tutti coloro che sono in questo momento nella prova, perché la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, certamente in sintonia con Gesù, il loro figlio, intercedano per noi, intercedono per tutta la nostra Chiesa, intercedono in modo particolare per tutte le persone che in questo momento sono nella sofferenza o perché colpiti loro o i loro familiari dal contagio del morbo che sta avanzando e sta colpendo e seminando dolore o per altri motivi legati a questa emergenza. Vorrei raccomandarvi non solo di continuare a pregare e a confidare nel Signore, nostra forza e nostra speranza, ma anche a vivere quei momenti che il Papa o la Chiesa italiana ci raccomandano di vivere insieme. Abbiamo vissuto qualche giorno fa, la sera di San Giuseppe, il 19 di marzo, alle ore 9, la recita del Santo Rosario e moltissimi italiani si sono sintonizzati con questa preghiera. Il Papa domenica scorsa ha raccomandato 2 appuntamenti. Il giorno 25 di marzo, solennità dell'Annunciazione del Signore, e poi un altro appuntamento venerdì prossimo, alla sera, quando lui, davanti alle porte di San Pietro, elargirà una indulgenza plenaria per tutti coloro che si sintonizzano con la sua intenzione di preghiera alle condizioni che la tradizione indica. A mezzogiorno siamo invitati a recitare in sintonia con il Papa, in sintonia con tanti altri nostri fratelli e sorelle, il Padre nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato, la preghiera che riconosce che Dio è nostro Padre fedele e affidabile e che noi siamo Suoi figli e che siamo fratelli. È la preghiera che Gesù ci ha insegnato, la preghiera più bella, quella che esprime tutto il Vangelo del Signore. Fermiamoci qualche istante, preghiamo con fede queste parole perché il Signore ci guardi, abbia misericordia di noi, ci aiuti e ci liberi da quel male che sta insidiando la nostra vita e la nostra serenità. Recitiamo ora insieme con fede il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vi saluto cari fratelli e sorelle, vi ricordo al Signore tutti e vi benedico.